Martedì 30 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il mondo del volontariato, questo è il titolo presente, più risorse alle ambulanze. La rete del volontariato garantisce 500.000 chilometri l'anno, l'USL mette sul piatto 1,9 milioni di euro, un riconoscimento per associazioni e croci che si occupano di trasporti sanitari. L'approfondimento di Dalmas a pagina 16 e 17. E la foto di copertina invece ci porta in Val di Zoldo, purtroppo con una tragedia, incidente sulla strada di casa a Pianaz nel fosso con il SUV per il ghiaccio. Anziana di Zoldo muore di infarto. Martina Barc, 71 anni, era stata albergatrice. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo a pagina 25. La foto rappresenta il recupero dell'auto da parte dei vigili del fuoco. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, oggi il CDA della Fondazione, pista da bob, Zaia, presidente della regione, forza, il CIO accetti Cortina. Immagino che il CIO dovrà interloquire col governo, ma non potrà prescindere dal fatto che se avrà una pista da bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi dovrà prenderne atto, ha detto il presidente alla vigilia del CDA che oggi affronterà il nodo pista da bob. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 11. Prelievi in banca a Feltre, 30.000 euro spariti dai conti di un anziano, la colfa nei guai. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la donna, l'allarme è partito dalla banca. L'approfondimento di Sosso a pagina 21. Il regista racconta l'opera, Erto e Casso set per un film sulla vita di Mauro Corona, un docufilm racconterà Mauro Corona ma l'uomo, non il personaggio TV. L'approfondimento a pagina 24. Il mondo dello spettacolo è in lutto, la morte di Sandra Milo, aveva 90 anni, addio Sandra, icona del cinema. La lunga ingarbugliata vita di Sandra Milo è una commedia confusa, nei 60 suoi film, travasata nel cinematografo talmente in armonia da creare uno scompiglio fra ciò che è copione e pura esistenza. Nata a Tunisi l'11 marzo 1933 col nome di Salvatrice Elena Greco, la musa dei Fellini se n'è andata ieri novantenne a Roma. Si è spenta serenamente nel sonno, dicono i figli che le stavano accanto assieme agli adorati cani. L'approfondimento lo troverete da pagina 28 a pagina 29. Un richiamo anche per quanto riguarda lo sport. Sesto aspetta Sinner per la festa, il papà Yannick non è costruito. Racconto dal paese dove vive il vincitore degli Australian Open di tennis. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la preoccupante situazione del territorio bellunese. Scompaiono negozi, banche e poste. Nei 6 anni dal 2017 al 2023 sono calati i servizi essenziali e l'11% degli alimentari è stato costretto a chiudere. Il grafico dell'andamento nei comuni della provincia, pochi resistono. A Cortina il record degli istituti di credito. Ci sono comuni che non hanno più farmacie, sportelli bancari o alimentari, dove resiste un solo sportello postale come Colle Santa Lucia, altri che hanno quasi dimezzato gli alimentari nel giro di 6 anni dal 2017 al 2023 come Arsier, e territori come Comelico Superiore dove i servizi essenziali resistono. Poi Cortina con il record di sportelli bancari con numeri al pari di Feltre e Sedico. È la fotografia di una provincia in cui i servizi essenziali sono in calo, provati quelli legati al commercio. Dal 2017 al 2023 siamo passati da 336 alimentari a 296 con un meno 11%. E ci sono una decina di comuni a zero servizi. L'approfondimento di Bonetti a pagina 2. E sempre a proposito dello spopolamento, figlio e causa del problema, il problema della montagna, quello più impellente è lo spopolamento e figlio è allo stesso tempo causa della rarefazione dei servizi. L'analisi del presidente Roberto Padrino, il presidente della provincia di Belluno, che da anni è al lavoro per arginare il fenomeno con aiuti e bandi. L'approfondimento a pagina 2. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio in prima pagina alla tragedia che ha colpito la comunità di Zoldo. L'auto scivola lungo la rampa, muore di infarto. Martina Barch era nella Seat del marito, non riesco più a respirare. L'approfondimento di Longhi a pagina 10. Feltre, la Croce Rossa cerca volontari, corso online, e la foto di copertina riguarda la notizia trovata anche sul Corriere delle Alpi in prima pagina verso le Olimpiadi. Ieri gli appelli di Ascom e CGIL. Bob è il giorno decisivo per la scelta
scelta della pista. Centrato da un'auto contromano in A27 in ospedale, l'approfondimento a pagina 10 a firma di Borsoi, Fleximan a Santo Stefano, Autovelox, la pista dell'emulazione, i cittadini, rimettetelo in piedi, l'approfondimento di Toscani a pagina 11. E ancora altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, bonus casa, paghiamo 6 milioni in più, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. Il caso Bellunum, il CDA perde il consigliere di Feltre, l'approfondimento sempre di Federica Fanta a pagina 7. Ancora tradizione, folk e bel canto, le mistere de Voix Bulgarè venerdì al Buzzati, l'approfondimento di Bonzio, gli eventi Geppi Cucciari, tutto esaurito come Ranieri Ale Franza, appuntamento con la comicità in provincia di Belluno. E ancora a pagina 14 a firma di Federica Fanta, la memoria a scuola, Vaionte studenti tra libri e rappresentazioni teatrali. Addentriamoci all'interno del Gazzettino di Belluno, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi, siamo a pagina 2, i servizi essenziali in provincia di Belluno comune per comune, troverete quindi un grafico che rappresenta i servizi e il loro calo, l'analisi copre questo periodo dal 2017 al 2023 e potrete analizzare appunto comune per comune i servizi essenziali e il loro, ahimè, calo in questi pochi anni, perché stiamo parlando di 6 anni. La carenza di servizi, farmacie, banche e negozi sempre più comuni deserti, da Colle Santa Lucia a Ospitale e San Tommaso, piccoli territori perdono i presidi. In 6 anni in provincia hanno abbassato le serrande, 40 alimentari è l'1%. Ma è nel totale che il caro dei servizi fa impressione, fortemente provati quelli legati al commercio. Dal 2017 al 2023 siamo passati da 336 alimentari a 296, 40 persi in 6 anni, ovvero il meno 11%. Costanti però gli sportelli postali, 106, in aumento di una unità le farmacie, oggi sono 89 nel Bellunese, e leggermente in calo gli sportelli bancari da 127 a 119. Infine sono una decina i comuni a 0 servizi, parliamo dei comuni più piccoli. La provincia da tempo è al lavoro per mantenere i servizi con diverse iniziative. Insieme al Fondo Comuni di Confine ha finanziato un bando apposito per sostenere i negozi di vicinato. Poi lo scorso anno erogati 1,2 milioni di euro per il bando latterie e un altro bando per gli agriturismi con oltre 220.000 euro. Siamo a pagina 3, ulteriore approfondimento, la battaglia dei sindaci per invertire la rotta, coppe e aperture a ore. I primi cittadini lottano con le unghie e con i denti per non far chiudere. A Soverzene le poste sono aperte per 3 mattine. E vediamo appunto il riassunto totale, vediamo che le farmacie sono rimaste invariate come numero, 88 e 88, gli alimentari invece loro sì hanno avuto un drastico carico da 336 a 296, sportelli postali rimasti invariati, sportelli bancari da 127 a 119, come abbiamo anche appena letto dall'articolo. Anche a pagina 3 i comuni suddivisi per annate dal 2017 al 2023 e avrete modo di prendere in analisi anche il vostro comune. Un commento in questo caso messo in risalto dal Gazzettino di Moreno De Valle, sindaco del comune di San Tommaso a Gordino: c'erano macelleria e un giornalaio, ma l'ufficio postale ce lo teniamo stretto. Continuiamo con pagina 5, il bonus casa costerà 6 milioni in più, il presidente di Edilizia Confartigianato lancia l'allarme per il rincaro delle ritenute sui bonifici, sarà un salasso. In provincia questi versamenti, indispensabili per accedere alle agevolazioni, valgono all'anno 22 milioni di euro, ora ne valgono 28. Edilizia scolastica, Segato, appalto contestato, è regolare e ancora il convegno, non dimentichiamo ma proiettiamoci nel futuro. Le conclusioni al convegno su famiglia, solidarietà e memoria, servizi per far restare qui i giovani, iniziativa in questo caso del comune di Belluno. Belluno, il CDA perde i pezzi, cercasi consigliere per 2 mesi, a metà dicembre Edi Meneguzzi, consigliere nominato da Feltre, se n'è andato, ma c'è da approvare il bilancio, notizia che interessa la società che gestisce le immondizie in diverse parti del Bellunese, principalmente tra il Feltrino e la Val Belluna. Ambiente, polveri sottili in aumento in città, 2 sforamenti in una settimana, l'appuntamento, pedonata mascherata ispirata a manga e cartoni, partecipate. Il comune organizza per il martedì grasso l'evento in centro e in conclusione Comics on Ice e le premiazioni. Notizia che interessa il capoluogo bellunese. Con pagina 8 spostiamoci a Feltre, primavera a casa, il turismo rinasce, l'Unione Montana
attiverà un programma che prevede la trasformazione di abitazioni da usare per l'ospitalità. Allo yacht di Piazza Maggiore sarà aperto uno sportello per aiutare gli aspiranti operatori a usufruire degli aiuti. Ancora da Feltri, incendio a Carenzone, si lavora per riaprirlo. Il Consiglio di amministrazione ha affidato l'incarico per la pulizia dei vari locali. Sempre da Feltre, Croce Rossa, corso volontari al via. L'avvio delle lezioni è prevista domenica alle 14 online. Seguiranno anche altri appuntamenti in presenza e pratici. La Croce Rossa italiana locale, dotata di mezzi moderni, dalle autolettighe ai droni per il soccorso, volontari abilitati anche sulla neve. Sempre da Feltre, Comune congela la rete contro prelievi, USL rallenta. I disservizi provocati dal gestore web hanno portato a rallentamenti anche nelle prenotazioni. Sette Ville, il nuovo comune nato dalla fusione tra Querovas e Alano, il comune ha assegnato le borse di studio. E adesso la tragedia che ha colpito la comunità dei Zoldo. Muore d'infarto nell'auto che slitta. Martina Barch era nella Seat guidata dal marito Roberto Rizzardini. Illeso, il mezzo è scivolato su una rampa gelata. Inutili soccorsi del 118. Le ultime parole della donna sono state: non riesco a respirare. È stata disposta l'autopsia. Quando il Seat Terraco 4x4 è arrivato in cima alla rampa privata lunga una trentina di metri e non particolarmente ripida che immette su via Palma e da lì alla regione 251, ieri verso le 10 a Pianazza, borgata di Val di Zoldo, Roberto Rizzardini, che era alla guida, si è fermato per accertarsi che l'incrocio fosse sgombro. In quel momento però gli pneumatici invernali del SUV hanno iniziato a perdere aderenza e l'auto ha lentamente ma inesorabilmente iniziato a slittare all'indietro. A nulla sono valsi i tentativi del guidatore di arrestare la scivolata. Pochi angoscianti istanti che sono sembrati un'eternità. Martina Barci Rizzardini, 71 anni, che era seduta al fianco del marito, si è impaurita. Quella discesa all'indietro senza controllo le è stata fatale. Ha sussurrato al marito: non riesco a respirare, aiutami. Quando poi l'auto si è arrestata adagiandosi in un piccolo dirupo sul greto di un torrentello che scorre a fianco della rampa, Roberto Rizzardini, che non si era fatto nulla, ha cercato di soccorrere la moglie, ma le sue condizioni gli sono apparse subito gravi. Martina l'ha chiamata, ma in risposta ha avuto solo un lamento di dolore. Roberto non ha perso la calma, ha chiamato il 118, la centrale dei Pieve di Cadore ha subito inviato sul posto l'ambulanza di Zoldo e Falco, ma i primi ad arrivare sono stati i carabinieri di Zoldo. Nella loro stazione è scattato l'allarme collegato alla Seat dei Rizzardini, scatta in automatico quando l'auto viene coinvolta in un incidente. Pochi minuti anche i sanitari del 118 sono arrivati in via Palma, hanno tentato l'impossibile per far ripartire il cuore di Martina, ma ormai la vita era fuggita e pensare che il breve viaggio che la coppia stava intraprendendo era legato a motivi sanitari. Stavo accompagnando Martina in ospedale dove aveva appuntamento per un intervento di routine a un occhio, nulla di grave, una semplice esportazione, ricorda con un filo di voce Roberto. È tutta colpa di questo clima, sole e caldo di giorno, poi sotto zero di notte e ghiaccio al mattino dove non te lo aspetti. La vittima, il marito, dagli anni 80 aveva gestito l'hotel Bosco Verde. Non riesco a respirare, sono le ultime parole che Roberto Rizzardini ha udito dalla voce della moglie Martina, che le è morta tra le braccia. Erano sposati dal 1978, qualche anno prima lei era scesa dalla Germania in vacanza a Coi, dove abitava una sua amica, figlia di un gelatiere originario della Val di Zoldo. Era la fine degli anni 60, Roberto e Martina erano due giovani spensierati con tutta la vita davanti. Calde estati, la voglia di stare insieme è diventata poi progetto di una vita fianco a fianco. La scommessa si chiama Hotel Bosco Verde, aperto nei primi anni 80, una delle strutture più quotate della vallata. Martina in cucina si fa apprezzare come cuoca. Roberto, che ricopre anche la carica di marigo delle locali regole, pensa al resto. I clienti non mancano, le prenotazioni fioccano, sono stagioni invernali ed estive intense, ma ricche di soddisfazioni. Falcade, scontro con un'auto contromano in A27, giovane in ospedale. Si è immesso sulla A27 allo svincolo di Conegliano verso Venezia alla guida della sua Mercedes Coupé, ma accortosi di aver sbagliato direzione ha fatto una inversione a U percorrendo un tratto in contromano, finendo per schiantarsi quasi frontalmente con una Fiat Tipo. La Mercedes ha preso fuoco, il conducente Pio del 54, queste le sue iniziali, di Pordenone, è finito in ospedale con ferite lievi. Ora rischia una grossa sanzione amministrativa e la revoca della patente. La polizia stradale passerà all'esame le telecamere per ricostruire con precisione l'accaduto.
E adesso siamo a Cortina. Bob, serve un fronte compatto. Nel giorno del CDA della Fondazione dedicato al progetto della pista, Confcommercio lancia un appello a sostegno. Il presidente Doglioni: l'unità della comunità locale può rivelarsi decisiva per chi deve scegliere l'impianto. La CGIL però lancia l'allarme: tempi stretti, pressione elevata, sono a rischio i criteri di sicurezza dei lavoratori. Santo Stefano, autovelox abbattuto in via Udine, gli abitanti chiedono di rimetterlo. Grande sconcerto in valle per l'atto vandalico non lontano dal luogo del triplo investimento del luglio scorso, triplo investimento che purtroppo provocò 3 vittime. Coppa del Mondo Paralimpica, oggi la discesa libera, tutto pronto in Ampezzo per un'altra settimana di sport. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 15, l'allarme di Confartigianato, edilizia, un salasso la ritenuta sui bonifici, zatta per i bellunesi. Batosta da 6 milioni di euro, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Il presidio del territorio, 1000 volontari per il soccorso, l'USL mette sul piatto 1,9 milioni di euro, pronto il rinnovo della convenzione per i trasporti primari e secondari con 15 associazioni e croci. Dal BEN sorvegliano il nostro territorio, è giusto supportare il loro lavoro. Gli angeli delle ambulanze, volontari con formazione, Eva Alpago e Valbelluna Emergenza sono 2 delle 15 realtà che vigilano il territorio. Decol, prossimo il trasferimento nella nuova sede di Garna, sogno un presidio medico. Tres, oggi non si fa questa attività senza aver frequentato corsi ad hoc. Ulteriore approfondimento quindi dedicato a questi volontari, davvero gli angeli della provincia di Belluno che dedicano delle ore in totale gratuità per supportare in questo caso la sanità bellunese per il trasporto dei malati o di chi ha bisogno di una cura medica. Davvero bravi. Pagina 18, lavori pubblici, provvisorie, rotte degradate, il comune sistema le rotatorie. Siamo nel capoluogo bellunese. Lavori in vista sulla rotonda del cimitero di Prade e su quella che va a Castione. L'assessore Roccon: così ridaremo decoro a questa parte della città. Previsto un intervento anche allo svincolo per l'Anconetta in via Montegrappa. Aveva 98 anni, addio Livio Ravagni, fu il padre della bonifica di San Marino. Il caso Sperti, Tomasi, le ultime scelte non sono ascrivibili a me. Ma continuiamo con pagina 19, martedì grasso, pedonata in maschera, poi sfilata sul ghiaccio con i costumi comics. Notizia che interessa sempre il capoluogo bellunese. Siamo a Feltre con pagina 20, riapre la nave di via Mezzaterra Calabro. Ne farà una galleria d'arte. Il giovane feltrino amplia la sua attività da Milano a Venezia fino allo storico edificio in Cittadella. In programma lavori agli impianti, poi il 18 maggio l'inaugurazione. Unione Montana Feltrina, seconde case per il turismo, apre lo sportello informativo. E continuiamo con le notizie che interessano la provincia di Belluno. Siamo a pagina perché c'è un inserto dedicato a Nord-Est Economia che troverete comunque in questa edizione del Corriere. Siamo a pagina 21, sempre Feltre, Colf approfitta di un anziano fatto di cronaca giudiziaria per portargli via 34.000 euro. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio della collaboratrice domestica. L'uomo soffre di un grave declino cognitivo ma chiederà un risarcimento. La cassiera della banca segnalò prelevamenti anomali documentati dalla videosorveglianza. Ancora da Feltre, spese e impegni, il GILF fa i conti, sede fissata solo per un anno, l'associazione potrebbe lasciare gli spazi di Vicolo del Gambero, il presidente Stefano Antonetti disponibile a cedere il passo. Siamo a Santa Giustina, il comune raddoppia i cestini per gettare le deiezioni dei cani, installati nuovi contenitori nelle zone scoperte e aggiornata la mappa online. Le polemiche sulla mancata raccolta da parte dei padroni erano finite poi in consiglio. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato da Bellunum. Sempre dal Feltrino, Pedavena, settimane bianche sull'Avena, 8 scuole si fanno avanti, 7 ville a 19 giovani, le borse di studio dell'Unione 7 ville. Ancora a Santa Giustina, gestione del lupo e parco, serata con esperti e video. L'appuntamento è per venerdì alle 20 al Centro Culturale appunto di Santa Giustina. Siamo a Lentiai con pagina 23 del Corriere delle Alpi, il TAR boccia ricorso del CIPA, legittimo il no al depuratore, la sentenza ricostruisce la storia del progetto iniziata nel 2012 e chiusa nel 2016, bene ha fatto il Consiglio di Bacino a evitare maggiori costi e tariffe più elevate. Sospirolo, evitare la sosta è una questione di sicurezza, il sindaco De Bon replica a chi ha storto il muso per il divieto a posto lungo via Zangrando, ci sono giorni in cui da scuola escono 200 ragazzi insieme. Sedico apre una classe di asilo infantile, adesioni possibili fino al 10 di febbraio.
E ancora a Limana, dolci fatti in casa, una gara per la festa di San Valentino, in giuria Pasticceri Doc. Siamo adesso a Erto e Casso, un docufilm per raccontare il vero Corona, non è come in TV si è già scritto l'epitaffio. Il regista Pagani spiega come è nata l'idea, a Erto la cinepresa prova a cogliere i segreti dell'uomo e non del personaggio. Aveva 56 anni e comunità di Ponte Affranta, addio a Marica Cordella, il male se l'è portata via dopo una lunga battaglia. Tambre, un febbraio all'insegna di sport e solidarietà, tutte le informazioni potete trovarle sul sito del comune di Tambre. Ponte nelle Alpi dal 18 al 20 marzo, viaggio a Bruxelles con il Circolo Astra. E ancora Longarone, Palasport, settimana di prove gratis di corsi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia che ha colpito la comunità di Zoldo, ghiaccio in strada, il SUV finisce nel fosso, chiama i soccorsi e muore nell'abitacolo. La vita nel segno dell'accoglienza a Palafavera e poi a Mareson. A Gordo denunciato al telefono un finto abuso sessuale, pagano 258 euro a testa. E adesso a Cortina, a Longo, l'Olimpia è già in modalità giochi, testato pure il sistema di soccorso in pista. Il presidente della fondazione è soddisfatto delle risposte avute dal team di 350 persone che ha lavorato giorno e notte. Grande attesa per René De Silvestro, da un evento all'altro da oggi faccia a faccia i big del Paralimpico. E ancora i dati Auditel, Cortina batte Garmisch nello share in 569.000 domenica davanti alla TV per assistere appunto alla Coppa del Mondo femminile. Siamo a pagina 27, a Auronzo, la montagna che piace, in 28 pronti a lavorare da noi. Il sindaco Vecellio cita gli ultimi 2 bandi per coprire 4 posti in comune. Prima i dipendenti scappavano, ora c'è chi si mette in fila per farsi assumere. E intanto mettiamo via risultati importanti come la scuola materna che è diventata statale. Il saluto a Costella, era sempre pronto ad aiutare in paese, toccante l'omelia dell'arcivescovo Soravia, la Magnifica lo inserì nel suo albo d'onore. Parliamo di Nelson Costella, venuto a mancare pochi giorni fa, era del 1938. Dalla rubrica Cultura e Società, l'omaggio a Sandra Milo, addio alla musa di Fellini, venuta a mancare nella giornata di ieri all'età di 90 anni. Una vita ingarbugliata che crea scompiglio tra ciò che è copione e ciò che è esistenza. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, siamo in provincia di Belluno, Romeo e Giulietta al giorno d'oggi, un inquieto amore adolescenziale, il classico di Shakespeare rivive nella tormentata storia di Riccardo e Gaia, appuntamento al Teatro Buzzati per la 4ª proposta di Giovedì Giovani H21. Sport, De Silvestro è un periodo d'oro, le Olimpiadi non sono lontane, parliamo di sci alpinismo, la Comigliana è abbonata ai podi, Cortina ha tutte le potenzialità per ospitare eventi internazionali. Ski cross Coppa del Mondo, lo snow dei cavalli pazzi ad Alleghe, l'Italia spera nel bis di De Romedis. Calcio eccellenza, Cavarzano difende l'allenatore, andiamo avanti con Ferro, il vicepresidente di Tommaso dopo il 5-1 di San Donà e le voci sull'esonero, tutti abbiamo commesso errori, giusto ammetterlo, ora che siamo in difficoltà. Serie D, sempre calcio, Dolomiti carica verso Bassano, De Paoli, vinciamo ancora. Calcio a 5 giovanile, Canottieri l'Under 17 centra il primo hurrà, le altre 2 squadre sconfitte di misura. Pallamano Serie 3 bronze, Argentini, il gigante gentile del Belluno, la promozione, la squadra ci crede. Sabato si torna in campo alle 19, all'Ambioi c'è il Turri quinto in classifica. Pallavolo Serie C femminile, il Feltre fa i conti con le assenze, ripesca l'ex Limana dalla corte. Hockey Under 19, il Cortina Alleghe di Laga resta in scia della Osta, altro KO del Padova Zoldo. Sempre dall'Hockey Under 16, Cortina Alleghe va in vetta, lo Zoldo Cadore ne fa 15. Nuoto giovanile, 14 medaglie per Onda Blu e Sportivamente. Ancora basket giovanile, Derby Under 13 al Planet, beffato il Feltre Under 17, sorride il Valberosa Under 15. La vittoria degli Australian Open a casa di Sinner, viaggio a Sesto Pusteria, il paese dell'eroe di Melbourne, omaggiato anche dal Papa. Un lutto nella comunità fa rinviare la festa, l'orgoglio per il nostro ragazzo è enorme. Il bar in piazza e Ofaria nel Covo del Tifo diventerà numero 1, andremo a Montecarlo e vediamo in questo scatto Marco da Pozzi, il titolare del bar Covo dei tifosi di Yannick. Parla papà, siamo felici, Yannick è proprio così, normale, non costruito. I genitori del nuovo idolo dell'Italia hanno seguito davanti alla TV l'impresa del figlio. Lo scorso anno siamo andati a Indian Wells, le partite dalle tribune si vivono meglio.
Il giorno dopo foto al Giardino Botanico, poi rientro in Italia e Amadeus insiste per averlo a Sanremo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale, in parziale diradamento diurno più che altro a nord e nuova estensione verso sera. Per il resto cielo a tratti sereno e a tratti poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.